siamo rientrati. Qua il dibattito si è acceso intanto durante la pubblicità, avvocato Sossi. Allora... Guarda, io oggi non vorrei essere in Parlamento a votare questa legge, perché tocca dei temi veramente che hanno a che fare con la morale, con l'etica, con tutta una serie di cose. Io credo che la politica sia su questi temi abbastanza distante, cioè che il Paese sia più avanti. Cioè, se riprendiamo i dati che abbiamo visto prima, del crollo dei matrimoni... allora posso integrarli, diciamo, verbalmente. Dal 2008 al 2014 le nozze sono diminuite di 57.000 unità, quindi negli ultimi 7 anni, diciamo, no? E per quanto riguarda invece le separazioni e i divorzi, l'aumento nell'arco degli ultimi 20 anni è stato del 70% per i divorzi, scusate, le separazioni sono aumentate del 70%, i divorzi sono quasi raddoppiati. E qui forse ci possiamo riattaccare al discorso che faceva prima il professor Casere, diceva quando si fa la legge poi nel tempo... Certamente, no? Ma noi siamo un paese, il nostro legislatore generalmente legifera distinto con la pancia. Poi per fortuna c'è l'applicazione tecnica che infatti le varie sentenze della Corte di Cassazione Costituzionale indirizzano e fanno portare la legge più verso il comune sentire. Io così la vedo, così si spiega per esempio quella bella sentenza che io sappia non è mai stata ancora modificata, fra il diritto fra le due mamme, cioè la mamma naturale, la mamma diciamo adottiva, a chi appunto, con chi ha a che fare il bambino, a chi viene affidato il bambino. Se noi pensiamo che una bellissima definizione che ho letto proprio prima del rapporto madre-figlio, quel due indistinguibile dall'uno, questa è una definizione bellissima. Questa sentenza, anche un tribunale di primo grado, ha riconosciuto la prevalenza della madre naturale, perché portare in grembo un figlio crea quella rapporto ineludibile. 3000 anni fa il re Salomone emise la stessa sentenza, con la spada uccidete il bambino, e la mamma naturale disse no, lasciateglielo a quell'altra, e allora lui lo diede alla madre naturale, perché quello che ha fatto il legislatore adesso, rifacendosi una sentenza di quasi 3000 anni fa, insomma, niente di nuovo sotto il sole. I tempi italiani sono anche bene, non male. Su questo volevo dire, su questi temi, ecco, io credo noi siamo il frutto del diritto romano. Mio padre dice sempre non c'è nulla che riguarda i rapporti fra gli uomini che i greci e i romani non hanno già sondato, dal mito di Crono che si mangia i figli, a Edipo che c'è l'incesto, c'è il parricidio, eccetera. Quando poi andiamo a legiferare su temi nuovi che la scienza e la tecnica attuale, no, che ci ti pongono, non c'è quella maturità di riflessione. Io ripeto, secondo me su questi temi ancora non si è creata un'opinione pubblica che abbia maturato veramente un'idea, un comune sentire. Ce lo portano questo conflitto fra laici e cattolici, ma non è questo. Come dicevo prima, la forzatura, no? Come paragonare e avvicinare, sono due cose. Non è questo. Noi dobbiamo, secondo me, portare avanti un ragionamento e cercare di capire appunto qual è l'interesse. Innanzitutto metteremo sempre al centro l'interesse del più debole, quindi del minore, non ci sono dubbi. Ma secondo me è un errore nel momento in cui riconosce all'unione, alle convivenze di fatto, perché il DL CNA distingue fra le unioni civili che riguardano solo, diciamo, coppie omosessuali e le convivenze di fatto. Quando le convivenze di fatto riconosce gli stessi diritti della famiglia fondata sul matrimonio, sia comune, sia laico che cattolico, perché dovrebbero esserci persone che fanno anche le unioni di fatto? Non so se mi spiego. Cioè, voglio dire, adesso sposarsi in comune 3 minuti senza oneri, certo, sei sposato se uno formalizzare il rapporto lo può formalizzare senza... Se non si fa neanche questo, il legislatore dovrebbe porsi il problema perché perché queste persone non... e quindi riconoscerlo, secondo me non cambierà nulla, non aumenteranno quei numeri per quanto riguarda le unioni.
Io l'ho visto nel comune dove sono appunto il consigliere comunale. Abbiamo istituito l'anno scorso il registro delle unioni di fatto. Quanti Sapete sono iscritti? 3 coppie. Cioè, voglio dire, A Treviso. Quindi, Sì, non è un paesetto di... sì, 76.000. Poi non so se avete visto. Ma anche qua a Padova non ha avuto un gran successo. A me costa 6.000, cioè al comune, quindi alla comunità costa 6.000 euro all'anno tenere sul registro. Io non so se avete visto i costi E posso chiedere perché costa 6.000 euro all'anno? Perché devi tenere l'ufficio, devi fare la certificazione, cioè sono costi del 2.000 euro a coppia. 6.000 euro a coppia. Ma quello che leggo qua come proposta nel DDL Cirinà, come la proposta di legge dal punto di vista economico, mi fa leggermente, scusate, agli oneri derivanti dall'attuazione del capo 1 valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, 8 milioni nel 18 e poi fino al 2024 in 22 prospettive in milioni. crescita. Cioè, secondo me noi abbiamo qualche altro problema più cogente dal punto di vista come investimento di risorse. Poi un'altra cosa che per esempio dico e concludo. Prego, chiudo. Volevo fare intervenire anche Manzolini. Allora passo la parola. No, concludo. No, mi colpisce molto perché appunto distingue l'unione civile dalla coppia di fatto. E unione civile, l'articolo 2 dice: due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile. Quando poi vai a leggere l'articolo 11, vedi conviventi di fatto due persone maggiorenni, va bene, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti parentela finita di due. Cioè, alla coppia, diciamo così, eterosessuale viene richiesto un legame affettivo, reciproca assistenza morale e materiale, che non viene richiesto alla coppia, diciamo, omosessuale. Sì, questa è una legge e la domanda è perché? Rottama il matrimonio. Cioè, ma la domanda È è il titolo della trasmissione. Certo. Cioè, ma quello che succede in Parlamento è che fanno certe leggi soltanto per carpire voti e basta. Bravissimo. Non c'è un fondo morale al di sopra delle parti che dice questo è l'obbligo. Tu vuoi fare dei figli, sei l'obbligo di mantenerli, di fare determinate cose, di portarli fino a un esito positivo. Non c'è. È una tradizione. E invece dovrebbe essere un obbligo, se no fai a meno di farli, fai quello che vuoi, vai a fare quello che ti pare, ma non puoi dire che metti su una coppia di fatto, una famiglia o cose di questo genere. È una confusione totale, ci sono dei principi. Allora, per carità, i principi non sono tutto nella vita, ma sono dei riferimenti fondamentali che non puoi trascurare, non puoi abbandonare così impunemente e dire vabbè, dopo ci arrangeremo. Quindi questo è il fatto per cui vediamo l'effetto, ma non abbiamo abbastanza vita lunga per vedere cosa succederà. Ma questa immigrazione mostruosa che trova spazi vuoti dentro le nostre nazioni è determinata dal fatto che noi non siamo più in grado di mantenere quegli spazi che abbiamo a disposizione. Andate in centro a Padova, è vuota. Non c'è più nessuno, andate in centro a Treviso, c'è poca gente, andate in centro a Venezia, ci sono i turisti, cioè non ci sono più italiani tra poco. Cioè, non ci sono più i nativi. Manzolin. Allora diciamo che le considerazioni che ha fatto Cosa ci vorrebbe una norma per la famiglia naturale? Stavo dicendo che le considerazioni finali che ha fatto l'avvocato Vitale erano quelle che ci siamo scambiati per il telefono, bravo, che erano quelle di quando mi ha invitato sul tema, ho detto ma avremo problemi più seri di questi. Però le riflessioni che sono state fatte e quelle che ha fatto il professor Cassen mi hanno fatto riflettere su quello che io ho vissuto, avevo 6 anni nel 1956, quando sono arrivate le famiglie dei soldati americani vicino a casa mia. E fra bambini ci siamo integrati e fra signori ci sono integrati. Però sentivo i discorsi di mia madre e mio padre. Dice tutti divorziai, non si capisce come chi vive, cosa chi fa, come chi... E sono cose che a 20 anni di differenza le abbiamo vissute noi. Cioè la società si è trasformata
loro massimo avevano 2 bambini, noi eravamo 4 fratelli, 5-6 fratelli, loro avevano i soldi, facevano, perché il primo Babbo Natale che mi l'ho visto fare dagli americani, perché io non Befana, non Babbo Natale, e avevano da star bene, però su quello che era la vita affettiva, la vita della famiglia non c'era il nucleo. Adesso noi viviamo come vivevano loro. È una società, la nostra, che ha importato non solo i consumi, ma anche lo stile di vita e anche le abitudini. Il problema è che adesso viene fatto sulle coppie di fatto, sui gay, su queste cose. Fino a 30 anni fa, 25 anni fa, non esistevano. Non si sarebbe mai sognati di pensare a un family day. Cioè era normale, nella natura delle cose, nella logica delle cose, insomma. Cioè adesso stiamo andando al di là di quelli che sono i principi su cui si forma una collettività, su cui si forma una società. Flavio, ma è tutto studiato a tavolino, sai? Cioè, io credo che ci sia anche questo. No, ma è così, è la globalizzazione. Ma sono conseguenze di una decadenza. Infatti, ma cos'è la globalizzazione? Questa è la società decadente. Sul fatto che non ci fossero gli omosessuali 20 anni fa. No, assolutamente no. Guarda, io ho degli amici carissimi e dei collaboratori dei quali non rinuncerei mai. Ma allora mi spiego. Ma non è che il fatto che loro è una società decadente, c'è poco da fare. Questo fa decadere la società. Però vorrei anche progredire la società. È una società che è decadente, tranquillamente, nel senso che lo spirito di sacrificio che era basilare per fare un'esperienza, per andare avanti, oggi non esiste più. Ma lo diceva l'avvocato, è una fuga, almeno io mi pare di aver inteso, è una fuga dalla responsabilità. Cioè tu fai una legge per codificare le coppie di fatto non omosessuali, quando c'è già il matrimonio, non vuoi farlo in chiesa, c'è il matrimonio civile, assumiti le tue responsabilità, vai lì e dici: se faccio un figlio, caspita, ho l'obbligo di farlo crescere, di mandarlo a scuola, di mantenerlo. Invece no, ma è la società ormai, Manzolini, ci stanno distruggendo. Prima l'editore parlava della globalizzazione, è la globalizzazione che distrugge quello che noi ci abbiamo messo 3.000-4.000 anni a creare. Quando prima tu parlavi della civiltà greca, romana, la culla del diritto, siamo la tomba del diritto adesso, non la culla del diritto. Cioè no, loro, ma anche sta immigrazione qui, che com'è che l'ha definita prima, mostruosa, no? Nel senso mostruosa perché ha numeri incredibili, certo, ma la fanno apposta, ma è normale che vengano qui, perché? Perché distruggono lo stato sociale nostro, perché leggevo l'altro giorno su un giornale, un primario, che l'antitaccheggio a Milano ci sono mi pare 18.000 negozi, l'antitaccheggio è gestito al 90% da africani. Cioè, quelli che stanno lì a vedere, a impedire il taccheggio, sono africani. Perché? Perché costano molto meno degli italiani che lo facevano fino all'altro giorno. Questa è la logica. E queste leggi qua, Manzolini, sono fatte tutte in questa funzione. Tu devi distruggere quello che non c'entra niente, che è cattolico, laico, non c'entra nulla. Non c'entra nulla, Jacopo. Quelli che pagano tira fuori il tuo lato comunista. Quelli che pagano comunque l'antitaccheggio sono italiani. Ma cosa c'entra? I proprietari dei negozi che poi sfruttano il fatto che questi sicuramente, ma anche chi approfitta di queste leggi è italiano, poi alla fine, per la maggior parte dei casi è italiano. Quando c'è un problema bisogna per prima cosa guardarsi allo specchio e non cercare sempre il nemico dall'esterno. No, ma infatti ma noi ci guardiamo allo specchio. Io ho un'azienda e ho tutti i dipendenti italiani, per dire, no, sarò forse l'unico in tutto il nord Italia. Ho tutti i dipendenti, ma non perché sono razzista, ma perché privilegio gli italiani, perché mi ci capisco anche meglio. Stamattina ho parlato con un cliente, con un fornitore stamattina, e io non capivo quello che mi diceva. Sto qua non era italiano, no? Lui mi parlava e io non capivo, cioè non è colpa sua. Io sono in Italia, gradirei parlare in italiano e farmi capire ed essere capito, che l'altro quando parla con me io riuscissi a capirlo. È questo, Jacopo. E voi, stando dietro a sta gente qua, votando la legge Cirinnà, cioè non è che sia una roba così sconclusionata o assurda o criminogena, è che è un altro tassello nel mosaico della distruzione della nostra società, come se l'avevano pensato i padri, non i padri costituenti, i padri fondatori. Quello che prima citava il professor Casen,
Cioè la Repubblica Romana, i re di Roma, gli antichi greci, i filosofi greci, la polis, avevano creato una società che era una buona società con delle storture, stanno distruggendo tutto, Tullio, vogliono distruggere, vogliono livellarci, vogliono livellarci e i 5 Stelle ci stanno dietro. Scusate la famiglia è il punto di partenza della società. Ma Dio buono. Scusate un momento, abbiamo il signor Pietro che è in attesa. Società. Sentiamo un telespettatore cosa ha da dirci. Buonasera signor Pietro, lei chiama da dove? Allora, buonasera, chiamo da Vicenza, ci ho sentito anche un paio di settimane fa su un altro tema. Prego. Io volevo fare una riflessione, mi piacerebbe sentire poi a margine alla fine telefonata l'opinione del professor Casen. Allora, c'è un film che io ho visto un migliaio di volte, penso che è interessantissimo, però di questi tempi probabilmente sarebbe anche un po' pericoloso. Non so se qualcuno di voi ha mai visto La leggenda del re pescatore. Sì. Praticamente c'è questo DJ impersonato da Jeff Bridges che una sera gli viene lo spunto di dire a chi potrebbe essere in ascolto nella sua radio, di dire alzati, agisci, combina qualcosa pur di farti sentire vivo. Cosa succede? Che trova questo pazzo che con un fucile comincia a sparare. In questo film c'è anche Robin Williams, no? Sì. E poi ecco, vedo già che c'è qualcuno che muove la testa, quindi no, ricordiamo. Io non voglio mica arrivare a questo punto qua, però collego questo film perché, ripeto, mi è piaciuto tantissimo alla situazione attuale, e proprio stasera facevo una riflessione ascoltando il telegiornale il magnifico professor Poletti, il ministro io mi chiedo una cosa, ma come si fa a dare pensare di dare 320 euro a famiglia? Per il reddito di cittadinanza, dove il padre dorme in auto, di dare 320 euro. Cioè, allora voi vi chiederete cosa c'entra questo con gli omosessuali. No, è un ulteriore segno, secondo me, del fatto che si vuole dare una martellata definitiva alla famiglia, perché non riesco a capire cosa, al di là della globalizzazione sulla quale anch'io sono d'accordo, dove si voglia portare l'esasperazione della persona, tante volte, tra l'altro, ecco, adesso voglio fare anche questa piccola riflessione qua. Io mi chiedo, ci sono degli interventi di psicologi, sociologi, in cui a margine del discorso che stanno trattando dicono per fortuna che l'uomo, che siamo in un'epoca in cui abbiamo raggiunto una certa civilizzazione. Però, ma siamo davvero sicuri che abbiamo raggiunto una certa civilizzazione? O dovremmo un attimo guardare nel passato e vedere, nel passato recente, parlo un paio di centinaia di anni fa, e vedere se forse i nostri bisnonni, trisnonni, non so, prendiamo lo spunto della rivoluzione francese. La gente era sull'astrico, la gente aveva fame, la gente ha messo a ferro e fuoco Parigi, a Francia, perché la gente non ne poteva più. Cioè adesso c'è la globalizzazione, c'è il pericolo dell'ISIS, c'è tutto quello che vuoi, in più abbiamo anche un governo, lasciamo stare, io non voglio aprire con discorsi politici che non chiedono ogni sera, ma non abbiamo un aiuto dal nostro paese, dal lato politico del nostro paese. Chi è sull'astrico, il padre che è sull'astrico non riesce a mantenere la famiglia, non ha nessun aiuto, non c'è niente, vogliono affogare come i topi l'ultima speranza, le ultime gocce di speranza di riuscire a farci una famiglia, di mantenere una famiglia, di fare qualcosa. Non c'è solo il pericolo della globalizzazione dall'esterno, c'è anche il pericolo interno. Qui non si vuole dare una mano a nessuno. Nessuno vuole dare una mano a questi qua, ti vogliono 320 euro. Ma cosa fai con 320 euro? Cioè io ho conoscenza di gente che si è sparata perché non ce la faceva più. Ma non è possibile andare avanti in questa maniera qua, certo. Ma lo vogliamo capire che prima o dopo qualcosa bisogna che succeda anche qui. Cioè non è possibile andare avanti in questa maniera qua, è un qualcosa di offensivo. Certo, signor Pietro, è stato chiarissimo. Ringrazio tutti, buonasera. Grazie a lei, buona serata a lei. Vorrei solamente fare un appunto. Di che ha definito dignitosa la vita con questi 320 euro, Poletti?
Testuali parole. È un'affermazione criminale. Dignitoso, ha usato il termine dignitoso, 320 euro è dignitoso. Uno che ne guadagna 16.000 al mese, non tu, Poletti, tu guadagni un po' meno. Poletti, cioè, dice 320 euro è una vita dignitosa per tutti. Ma la parola al professor Casani, però io vorrei solamente fare un appunto. La nostra lotta a tutti i livelli, quindi regionale e nazionale, per il reddito di cittadinanza, quei famosi 780 euro mensili che vengono considerati un reddito di dignità, perché la soglia minima di povertà calcolata è il minimo comune denominatore per uno Stato civile. Questo è quello che noi diciamo. Oggi con la Grecia siamo gli unici 2 paesi d'Europa che non ce l'hanno, ed è giusto che questo vada e sia il centro, il fulcro della discussione politica, non, perdonatemi, anche argomenti che porta avanti il governo che sono fumogeni, perché si tratta di fumogeni, per distrarre le masse, quando invece i veri problemi in questo momento, lo vediamo, sono appunto 10 milioni di italiani si parla che vivono sotto la soglia di povertà. Quindi questo è abolire la povertà in Italia deve essere l'obiettivo numero 1. Ecco, l'importante è che non arrivino poi da tutte le altre parti per avere questo reddito di cittadinanza. Noi infatti parliamo di persone che lavorano in Italia, vengono bisogna chiarire bene queste cose. Dobbiamo fare una legge autarchica. Posso dire? Sì, brevemente che abbiamo un altro telespettatore in attesa. Il reddito di cittadinanza in Italia già esiste, si chiama pensione di invalidità civile, perché se no non si spiega perché in paesi di 8.000 anime 7.000 sono invalidi civili. Sì, anche questo è vero, sì. 259 euro, cose bene quantomeno, 259 euro al mese, cioè, per 13 mesi, per 12 mesi, scusami. Siamo lì. Cioè, voglio dire, perché poi dopo effettivamente chi erogherà questo reddito di cittadinanza? Cioè, l'invalidità civile la paga l'INPS. Ma perché a seconda della cassa che paga, scusate, sentiamo a tempo esatto. Sì, però vorrei rispondere al telespettatore, dunque, non conosco il film, però si sta perdendo il senso dei valori dell'etica e della morale. Io vorrei, perché un conto è imporre la regola, è un conto averla dentro e crederci. Allora, nel Vangelo c'è una parabola dei 5 denari, che sembra una banalità. Il padre che dà 5 denari a 5 figli e poi alla fine dice: cosa ne avete fatto? E uno dice: li ho messi via, eccoli qua, sono tutti, no, ho perso niente, no? Quell'altro invece li ha spesi male, quello invece li ha fatti crescere, eccetera. Cioè, noi abbiamo un'opportunità, che è la nostra vita. Come la spendiamo? Allora, stiamo facendo una cosa stranissima. Con la nostra logica e il nostro cervello ci stiamo inventando delle balle mostruose. Che tutto è possibile, il contrario di tutto è possibile, facciamo le regole in maniera che tutto funzioni. E quando avremo finito di credere alle regole umane, saremo autodistrutti. Allora, parlando dell'antica Roma, perché insegna in quanto è un ciclo ormai concluso e si può vedere a bocce ferme cosa è successo, no? Costantino se n'è andato da Roma, ma mica perché voleva così, gli piaceva l'Oriente, eccetera. Va a Bisanzio, che era un villaggetto sul Bosforo, e costruisce una città, la città del sole, Civitas Solis. E sulla porta principale ci mette il carro con 4 cavalli. Il carro non c'è più, ma i veneziani quando fecero la quarta crociata se lo portarono a Venezia e le misero sopra la basilica di San Marco. Andò a Bisanzio a fondare la città del sole, perché lui non era cristiano, era votato al sole invicto, che peraltro cadeva, la ricorrenza cadeva il 25 dicembre. Non il 21. 25, tant'è che la nascita di Cristo fu sovrapposta al 25 dicembre e quindi fu spostata per far coincidere il credo costantineo al credo cristiano, ma questa è un'altra cosa. Costruì una città e poi invitò solo alcune famiglie romane ad andare a abitare nella nuova città, perché voleva risanare la morale di Roma e abbandonò Roma.
Quindi non fece l'impero d'Oriente e quello d'Occidente, fondò l'impero greco, perché allora quella era ancora una zona che si poteva salvare. La decadenza romana era tale che era arrivata alle invivibili. Roma era invivibile, succedeva tutto e il contrario di tutto. E se un imperatore se ne va e sposta l'economia e diciamo, il fulcro di una Roma imperiale in Oriente, ha un significato notevole. Ma al di là di questo c'è un altro aspetto che è importante, che bisogna che noi ci rendiamo conto che dobbiamo introitare, ingerire, fare nostre determinate regole e rispettarle. Non possiamo continuamente fare regole ad uso e consumo delle voglie della gente. Anche questo diritto di adozione, che poi per certi aspetti è giusto ma troppo generico. Se io sto con un'altra persona che ha un figlio è giusto che me ne prenda carico anch'io e va bene. Un po' più complicato capirla nel caso degli omosessuali. Ma però in tutta questa regola il figlio adottivo, qualunque sia da qualsiasi parte arrivi, non c'è un obbligo, si parla solo di adozione e questo è grave. Il diritto del bambino, e quale sia il diritto del bambino, non è accennato, come non è accennato, per esempio, in tutta la struttura della legge italiana, l'adozione come avviene, se non per i divieti, ma gli obblighi che ciascuno ha, è una cosa che è lasciata un po' all'immaginazione di chi la segue. Allora io vorrei che in queste leggi ci fossero persone che hanno esperienza nel fare queste cose e la maggior parte di queste non ce l'ha, perché ho dato una sbirciata a questa legge ma non ha ancora capito chi l'ha scritta cosa vuol dire adottare e soprattutto viene prima il maschio o la femmina adulta del bambino e invece è esattamente il contrario, il diritto del minore è maggiore del diritto dei genitori. Certo. Grazie. Abbiamo il signor Gianfranco che è in attesa da un po', spero che sia ancora in linea. Buonasera signor Gianfranco. Buonasera. Da dove chiama lei? Da Porto Mantovano, Mantova. Benissimo, le chiedo di essere sintetico che siamo addirittura d'arrivo. Grazie. Perché un parte delle cose l'avete detto adesso che ero in attesa. Io sono d'accordissimo sulle unioni civili, quelle senz'altro. Sulle altre cose non sono d'accordo. Poi avete parlato molto del passato, della famiglia, ma in questi 2000 anni di storia quante guerre, quante cose ci sono state a questo mondo qui che ci hanno complicato, quanti migliaia di morti ci sono stati anche recentemente. La società è talmente complessa che è difficile dargli un'identità anche. Sì, è difficile perché alla base di tutto ci sono gli interessi poi, gli interessi di alcune persone. Grazie. Grazie a lei, grazie al signor Gianfranco anche per la sinteticità. Io vorrei dedicare l'ultimo giro di interventi a un argomento che purtroppo non riusciamo a sviscerare come vorremmo, cioè questo allarme dell'Europol sui minori immigrati che scompaiono ogni anno. L'anno scorso, nel 2015, sono arrivati più di 1 milione di migranti in Europa. Sembra che il 27% sia rappresentato da minori, di questi 10.000 sono scomparsi, di questi 10.000, 5.000 non si hanno più notizie in Italia. Minori non accompagnati in particolare. Bruno, è plausibile che un minore parta non accompagnato? Ma francamente non lo so, io vedo che sulle nostre coste arrivano questi barconi, cioè vedo quello che vedono tutti, no?
parlo dell'Italia. Fino adesso abbiamo parlato di famiglia. Sì, no, non c'entra niente le famiglie con quelli che arrivano qua in Italia. Un genitore. Ma cosa, posso dire una roba? Ma allora, stiamo facendo una valutazione su modi di vivere che sono un po' diversi dai nostri, perché qui in Italia c'è sto buonismo, l'ecumenismo, no? Tutti ci vogliamo bene, arrivano questi, tutti i ragazzotti, saranno anche minorenni, 16, 17, 18 anni, magari 7 anni e 11 mesi, tutti forti, ma non sono, no, ci sono i profughi che scappano dalle guerre. Ma scusate un attimo, ma Tullio, ma se tu hai una famiglia, hai una moglie, dei figli, dei genitori e c'è una guerra nel tuo paese, tu scappi da solo, te ne vai via e lasci lì morire sotto le bombe o sotto le cose la tua famiglia, ma che cavolo di profughi sono questi qua? Poi in mezzo ci sono questi 5.000, ma se 5.000 qui saranno andati in giro senza documenti, sono più avranno 17 minori. Ma cosa vuol dire minori? Manzolini, caspita, i nostri 50 anni fa, 17 anni ti sposavi, cioè, ma cosa vuol dire? Minori sono da 10 a 14. No, minori vuol dire sotto i 18 anni. Erano 1400 da 10 ai 14 anni che sono spariti. Quanti? A febbraio, cos'era? Quanti sono spariti? Ne avevamo già parlato. 1400, non sono 10.000. No, ma allora 10.000 sono i minorenni. Abbiamo fatto una trasmissione, erano 1400 minori in 2 mesi 14 che sono spariti. Ma spariti cosa vuol dire spariti? Dove sono andati? Non si sa. Pazienza. E quelli che dici tu erano 145.000. Spariti anche quelli. Spariti, no, che non sappiamo neanche chi sono. Ma non lo sappiamo nessuno chi sono, Manzolini. Ma non sappiamo nessuno chi sono noi in Italia. Non riusciamo neanche a prendere l'impronta di posso dirti una roba, Manzolini, con tutto il rispetto. Ogni 3 secondi nel mondo muore un bambino sotto i 5 anni per malnutrizione, fame e tutte, sotto i 5 anni, non sotto i 14 anni, sotto i 5 anni, ogni 3 secondi. Per cui se io devo farmi carico come cittadino italiano, come persona, di tutti i casini che ci sono nel mondo, non vivremo più. Sono d'accordo con te. Però il problema qua li mandano via da soli, pazienza, cosa vuoi che dica? Ho altri problemi. Sono finiti nel traffico. Ma cosa vuoi che siano finiti? Non sarà neanche. Ma chi è che li ha censiti? Alfano sti qua. No. Ma chi è che sa che sono 1400 bambini che in Italia arrivano centinaia di migliaia di persone e non sappiamo nulla di loro, da dove vengono, quanti anni hanno? Cioè ci sono dei ragazzini che giocano a calcio nelle squadre giovanili e di quanti anni hai? 16. Pare che abbia 50 anni, però hanno 16 anni, ma è tutto così, Manzolini. Ragazzi, ma non è vero. Finiamo il giro di interventi, capisco che il tema avrebbe richiesto più tempo sicuramente. Meno tempo serviva, no? Più tempo. No, il tema del controllo è altissimo. Noi ci siamo interessati direttamente, anch'io per primo, col prefetto, andando a provvedere anche il campo profughi qua di Padova, perché andare a controllare la situazione di questi. Ci sono minori, ma il problema è che non c'è nessun obbligo di trattenimento, quindi queste persone arrivano, vengono schedate, ma non c'è nessun obbligo né di trattenerle all'interno dei campi di accoglienza, né tantomeno appunto di tracciare i loro spostamenti, quindi purtroppo questi spesso finiscono nelle mani della malavita, vengono avvicinati da queste organizzazioni criminali che abbiamo visto con i profughi, ci fanno affari d'oro, la famosa frase di Buzzi, ci si guadagna di più con gli immigrati che con la droga, e quindi questo è il terreno fertile, ma come al solito non c'è la volontà politica di risolvere questo problema. Noi le nostre proposte le abbiamo fatte: raddoppiare le commissioni prefettizie. Che cosa significa? Che sono le commissioni, fisicamente le persone che riconoscono chi è effettivamente un profugo e quindi ha diritto di asilo in Italia. Il blocco navale bisogna fare. Lo dice il la Costituzione. Blocco navale. Il blocco navale. Io posso capire che il blocco navale è che tu ti fermi là, arrivano, gli dai il barcone, che ritornino a casa loro. Questo è, perché una volta che sono qua basta, è finita. Va bene, all'atto pratico però tutto il resto, no, è il blocco navale bisogna fare. Facciamolo finire, dai, perché dobbiamo fare pratico, l'hanno fatto il blocco navale. L'ha chiamato Mare Nostrum, è stato un bagno di sangue. Io l'ho visto una volta che è stato intervistato fuori dalla Prandina di Padova. Ecco, tu sei andato dentro, io non posso andare dentro, neanche noi, perché tu sai quanti bambini hai visto dentro? Bambini, quanti ne hai visti? Di la verità, Berti, che dopo te confesso. Quanti bambini hai visto? Quante donne hai visto dentro? No, le donne hanno una tenda a parte. Quante erano? Il 3%, 10 donne, 4 donne, quanti bambini hai visto? Piccolini, quelli che Tullio dice che
che non si trova più. No, non sono io che lo dico, lo dice, lo dicono le forze dell'ordine. Non ci sono quelli, non ci vedono. Facciamolo concludere. No, io concludo dicendo che che il problema è quello di capire chi veramente può rimanere, chi invece va tracciato, però bisogna anche far partire con i rimpatri. Ecco, è inutile farli abbiamo visto che anche la Svezia, l'accoglienza in Svezia ha già preparato. All'inizio diceva accogliamoli tutti, ha fatto 80.000 Voi però rimpatri. avete votato contro nei prossimi anni. per l'abolizione del segreto della clandestinità. Bisogna dirlo però. L'Australia, blocco navale. Manzolini. Allora, la soluzione che si propone e che si spera venga adottata è quella di fare un bel blocco navale. Arrivano qui i barconi, li prendi, li rifocilli e li fai ritornare là. Ascolta, i minori invece, che idea ti sei fatto tu? Ma io ho un sospetto che quei minori là purtroppo siano veri, perché li abbiamo visti anche quando arrivano dai filmati, che siano andati a finire nelle mani del crimine organizzato. Purtroppo questo è un paese che è molto interessato, e al traffico d'organi, e che vengono utilizzati, perché adesso vengono utilizzati nello spaccio, perché quando vedi i bambini che vanno in giro a fare, nessuno li ferma. Ecco, questo è quello che è la storia di Pumarò, che venivano a suo tempo. È una storia vecchia da tanti anni, perché il crimine, uno dei primi responsabili a portare qui manodopera a basso costo è stato proprio il crimine organizzato, i famosi Pumarò. Prima dei Vulava, dei Vukumpra, c'erano i Pumarò, cioè bassa manovalanza, che andavamo a prendere in Tunisia, che andavamo a prendere in Libia, che andavamo a prendere in Algeria, da quelle parti lì, e li imbarcavamo. Quando sparavano ai nostri pescherecci, sparavano perché facevano già traffico clandestino in questo senso. E questa è una delle brutte storie. Chiudiamo questa parentesi, però su questo discorso dei minori io credo che bisogna fare la giusta attenzione. E poi vogliamo essere veramente un paese che si fa rispettare, si fa il blocco navale, punto, a capo. Avvocato Sossio, lei cosa dice? Guardi, il tema è particolarmente complesso. Voi sapete che il minore non accompagnato costa allo Stato 100 euro al giorno, tra l'altro, perché entra in una struttura che non sono gli stessi centri dei maggiori, con educatori, eccetera, eccetera. Io credo che, insomma, prima si citava un po' di quelle che sono le cause del crollo dell'impero romano. Una grave crisi nei costumi, un deficit demografico e l'invasione barbarica dal nord. Noi siamo nelle stesse condizioni, solo che le invasioni sono da sud. Io non credo che si riuscirà a fermare neanche con le armi o con il blocco navale questa immigrazione, perché là c'è la fame e qui c'è il benessere. Parole molto poche. La prima immigrazione, fino al 1989 l'Italia non era un paese di immigrati. La prima legge l'ha fatta appunto Mancini, no? È nell'89 la prima legge. Noi eravamo un popolo di emigrazione. Martelli, scusami. Eravamo un popolo di emigrazione, non di immigrazione. Adesso le prime immigrazioni erano la popolazione forte, il giovane ventenne, il trentenne, eccetera. Adesso tu vedi queste folle oceaniche che camminano a piedi con un sacchettino. Cioè, non qui in Italia, avvocato. No, ma quello che vediamo nei Balcani. Sì, in Italia vedi solamente quei giovanotti, però quasi esclusivamente. Vedi, bisogna essere onesti. No, voglio dire, vedi qualche donne incinte, dai, vedi donne incinte, vedi gli anziani, vedi i bambini qui no. Sui barconi. Ma in Italia no. Anziani no, ma dai, avvocato, secondo me ma neanche Rai 3 riesce a farli vedere quelli lì in Italia, con tutta la fantasia che hanno. Sono stato a Palermo dal sindaco Orlando, il quale ci ha fatto vedere, ogni settimana ci sono 1000 sbarchi a Palermo, e la situazione, quello che lui riferiva, era particolarmente toccante. Però voglio dire, ognuno crede in questo. Io credo quindi che, secondo me, l'unica vera politica che possa essere in qualche maniera risolvere o tentare di risolvere il problema è andare a creare condizioni di vita, di qualità della vita. Ma ci vogliono 2000 anni però. Anche perché raddoppiare ci costa meno, raddoppiare le commissioni prefettizie, consigliere, ha un piccolo problema: intasi tribunali. Perché oggi... No, ma sono commissioni a parte. No, voglio dire, in tassi tribunali, adesso ti spiego. Per i ricorsi. Perché oggi noi stiamo accogliendo perché non possiamo fare diversamente. Poi dopo andiamo
alle commissioni prefettizie eccetera, che non riconoscono lo status ma le sembra giusto, avvocato? No, ma sto dicendo posso parlare di giusto o sbagliato? Ma lei parlava di emigrati, c'era Ellis Island, è presente noi negli Stati Uniti, tu arrivavi lì, se non te ne davano bene ti ricaricavano sulla nave, ti mandavano a casa, commissioni prefettizie di cosa? Come funziona il sistema? Facciamo chiudere l'avvocato. Non sto dicendo se è giusto o sbagliato. L'ultima cosa era con un procuratore che si discuteva un dibattito non pubblico, eccetera, e lui giustamente diceva: noi non abbiamo altra alternativa, noi li accogliamo solo perché non abbiamo altra alternativa, noi in Italia, non perché siamo buoni, perché se fossimo buoni e quindi accogliessimo queste persone che fuggono dalla guerra, eccetera, non perseguiteremmo gli scafisti che commettono un reato, perché tu stai facendo un servizio a queste popolazioni che fuggono dalla situazione di guerra, eccetera, eccetera. Quella è una riflessione che deve far pensare molto, quindi che noi abbiamo, da una parte li accogliamo, salvo poi dopo non riconosce, quindi vanno su, anche qui qual è la situazione che succede non si sa, dall'altra perseguitiamo penalmente gli scafisti, quindi c'è da fare. C'è la conclusione al professor Casen. Ma non parliamo male degli scafisti, no. Perché giustamente fanno un loro servizio. Però la situazione è nebulosa comunque, no? come l'ha presentata. Perché li accettiamo? Induciamo in errore lo scafista perché accettiamo quello che trasporta, no? E peraltro, memoria storica, Garibaldi era uno scafista. Sì. Come? No, non sapevo che avesse questa attività. Sì, aveva questa attività dall'Africa verso l'America e successivamente dalla Cina verso gli Stati Uniti, che allora si stava costruendo la grande ferrovia dal Pacifico all'Atlantico e quindi furono i cinesi, il 99% di chi costruiva la ferrovia, che è una delle cose più disumane che si possa immaginare, erano cinesi che venivano portati negli Stati Uniti e che lavoravano in continuazione e avevano fatto questa ferrovia che ha migliaia di chilometri e univa il Pacifico all'Atlantico. Ma a parte questo, c'è una cosa stranissima in tutta questa vicenda. Intanto la scomparsa di questi minori. E non credo che sia casuale, perché tutta la manovra immigratoria è gestita, non è casuale, non è una forza, diciamo, di disperazione che viene verso l'Europa, è pilotata e chi si muove ha interesse a muoversi e comunque ad affrontare una vita nuova, come diceva giustamente Cesaro prima, sono belli, robusti, grandi, eccetera, difficilmente. Che poi il maschio adulto o la donna adulta porti con sé un bambino, non è detto che sia suo figlio quello. Questo è il grosso problema. E quindi bisogna dimostrarlo. Ma siccome non identifica la madre, non identifica neanche i figli. Dove vanno a finire i figli non si sa. E questa scomparsa di 10.000 individui minori è veramente una cosa incresciosa. Poi sulla questione del commercio degli organi, io vi rammento che nel Mar Nero ci sono 3 navi che rimangono sempre al largo, no? Che vengono avvicinate con gli elicotteri, dove puoi chiedere il trapianto di qualsiasi cosa. È zona franca, è un ospedale galleggiante, ti danno anche una certa garanzia, poi se sbagliano non ti devi lagnare perché non sono infallibili. E quindi evidentemente da qualche parte arrivano questi organi. Un buon commercio di organi viene dalla Cina, perché sappiamo che c'è la pena di morte e anche non stanno a guardare molto queste cose e quindi immediatamente dopo il sacrificio del condannato si recupera tutto il recuperabile e si spedisce dove anche a un prezzo abbastanza vantaggioso, come sanno fare i cinesi in questo caso. Cosa possiamo dire? Direi che
l'accoglienza è un'affermazione poco credibile. Ci interessa fare i nostri comodi. Poi che qualcuno dice che siamo buoni, generosi, eccetera, no, perché abbiamo visto che l'immigrato rende, quindi di per sé stesso solo il fatto di averlo rende, posso sfruttarlo come voglio. E poi vorrei capire un'altra cosa che mi fa sorridere quando la Svezia dice rimpatrio gli immigrati, che non hanno... e vorrei capire come farà, cioè li mette in un aereo e le fa atterrare dove? E quando è atterrato in quel dove, chi è che smonta? Sequestrano l'aereo? Non ho capito, o lo rimettono dentro una nave? Li metteranno dentro gli scatoloni dell'IKEA. Secondo me li mandano in giro per il mondo così. Forse, ecco, impacchettati, potranno essere con un volo rispediti a casa. Ma stiamo dicendo delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Allora, questo tsunami che sta arrivando, che siamo solo all'inizio, sì, purtroppo. C'è un bel libro, 475, l'invasione barbarica, no? Quando l'invasione veniva dal nord e passano il Danubio. Il Danubio era presidiato e nessuno poteva passare. Poi un po' alla volta, siccome questi pagavano, ha incominciato a farli passare. Quando sono cominciato a passare poi c'è stata la invasione, perché cosa si sono accorti i barbari? Che non avevano fatto un'invasione, diciamo, cruenta, che l'impero romano aveva la pancia molle, cioè non c'era difesa. Cioè la difesa era i confini, ma superati i confini potevi fare qualsiasi cosa. Ma poi questi barbari non erano tanto barbari, perché barbaros vuol dire balbuziente, no? Attila era cresciuto a Roma da ragazzino, a Roma e a Ravenna, e quando venne in Italia fu invitato dalla figlia di Galla Placidia. Dice: vieni in Italia, ci sposiamo e tu diventerai re dell'Italia, no? Re di Roma. È tutto lì il problema. Allora, a parte che la storia purtroppo viene raccontata in maniera un po' così birichida, ma questa invasione si è ripetuta nel tempo, si verifica periodicamente, e questo tsunami l'abbiamo creato noi, creando una economia fasulla a livello mondiale, dove noi andiamo e deprediamo e non paghiamo quello che portiamo a casa. Perché se io pagassi, cioè se noi pagassimo in Africa tutto quello che rubiamo, l'Africa sarebbe ricca, e quel negretto che viene qui a fare le cose sue non avrebbe necessità di farlo. Allora, visto che qualcuno vuole adottare, andate a Kampala, camminate per la strada e scegliete il bambino, li mettono per la strada e li lasciano, li abbandonano, e se non stai attento inciampi sui bambini che vengono seduti là, e la madre li lascia là sperando che qualcuno se li porti e se li conservi. Certo, grazie, sono le 23:20, siamo andati ampiamente oltre il tempo a nostra disposizione. Grazie agli ospiti in studio, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, mi scuso con chi si era prenotato per intervenire telefonicamente, non abbiamo più tempo, ci ritroviamo venerdì prossimo. TV7 Match, arrivederci.